Benvenuti, bentrovati all'altro appuntamento dedicato al mondo dello sport, come di consuetudine ogni giorno sulla vostra e nostra web tv www.venetoglobe.com. Vi ricordo anche il canale essenzialmente sportivo dedicato a tutti gli avvenimenti sia in streaming sia in diretta per quanto riguarda lo sport su streamingsport.com. Per chi ama ancora invece la televisione vecchio stile, digitale terrestre, canale 95 per le province, o meglio per le regioni di Veneto e Friuli Venezia Giulia, Caffè TV 24, l'emittente del Nord Italia. Ogni giorno in onda alle 19:40 nella prima serata, poi nella seconda fascia di serata la prima replica e la terza replica nelle primissime ore del mattino. Andiamo a vedere le principali notizie anche per quest'oggi per quanto riguarda lo sport. Sulla stampa internazionale oggi parla Ross Brawn, responsabile tecnico dei Gran Premi di Formula 1. Parla proprio di una Formula 1 del futuro con tanto equilibrio, con costi ridotti e svolta verde. Ross spera in una lotta tra Red Bull, Ferrari e Mercedes. Viaggi in treno e stop ai motorhome. Per la Cina se ne riparlerà a fine stagione. Tennis, che ha visto la presenza ieri sera a Sanremo, al Festival di Sanremo per l'appunto del campione del mondo Djokovic, che ha palleggiato con Fiorello. Intanto in Estonia, in Fed Cup, l'Italia parte a razzo con le nostre Giorgi e Paolini ed è tris contro l'Austria. Atletica e lancio del peso con la bella conferma di Leonardo Fabbri che al meeting di Ostrava in Repubblica Ceca scaglia il peso a 21,11, a 21 centimetri dallo storico lancio di 12 giorni fa a Paro all'aperto. Andiamo a parlare di calcio con la Lazio che ieri sera ha recuperato la gara contro il Verona, un recupero quello della 17ª giornata, ne è uscito un bel 0-0, una buona prestazione soprattutto della squadra di Juric del Verona. Inzaghi invece ha dichiarato sono 2 punti persi. Domani si torna in campo intanto con Roma-Bologna che apre la giornata numero 23. Il derby invece della Madonnina rivede e rivedrà con molta probabilità in campo anche Ibrahimovic che dovrebbe giocare con Leao come seconda punta. Musacchio e Conti pure loro in pole position per essere della partita. E allora il Napoli sembra aver svoltato decisamente il suo campionato con l'arrivo di Demme, vicino anche il rientro di Koulibaly. Ieri firma invece e primo allenamento per Lopez al Brescia. La sua firma si è allungata fino al 2022. Basket europeo con Virtus Bologna, Partizan Belgrado, vince il Partizan per 84-82. Patrasso batte Brescia 67-56 e Venezia batte Oldenburg 82-78. In Champions invece Sassari vince 64-61 a Manresa in Spagna. Nell'ultima giornata Pozzecco è stato espulso per un doppio tecnico. Pallavolo femminile fino a giovedì, la quinta giornata della fase a gironi della Champions. Prima a scendere in campo è stata Novara in Ucraina, l'altra sera vittoria per 3-0 contro lo Yunski, mentre Scandicci ha perso in casa contro le turche del Vakıbank, ha perso per 3-0. Oggi tocca all'Imoco che è a Budapest. Nella pallavolo maschile invece turno infrasettimanale con il derby veneto Verona-Padova, conclusosi con la vittoria del Padova per 3-0 e partitissima a Modena tra i padroni di casa e i campioni del mondo del Civitanova, conclusa 3-1 per Modena. È un Modena che quindi dà spettacolo e riapre il campionato. Sabato Verona in casa contro Vibo Valencia e domenica c'è Padova-Trento. Domani alle ore 20:30 intanto in Valpusteria, cambiamo sport, siamo sull'hockey su ghiaccio, avrà a disposizione un match point il Valpusteria per il suo primo scudetto, l'86esimo della storia. La squadra di Brunico ha battuto infatti martedì in gara 1 l'Asiago che ci tenterà all'Odegar per riaprire i giochi oppure incoronare Valpusteria.
La TVB ha confermato 2 appuntamenti, stiamo parlando della TVB Basket Treviso De Longhi, 2 appuntamenti nel periodo di sosta del campionato previsto in concomitanza con la Final 8 di Coppa Italia dal 14 al 16 febbraio. Sono 2 le amichevoli fissate e concordate con Trieste e Mantova. Sabato 22 si giocherà al Palacicogna di Ponzano contro Trieste, mentre il 26 si giocherà a Bassano contro Mantova. Sempre per il volley siamo andati a Macerata per incontrare una splendida realtà pallavolistica trevigiana che ha fatto partire un progetto interessante dedicato soprattutto ai giovani e al settore giovanile. Una società che ha avuto qualche problemino con i suoi precedenti presidenti, scusate il gioco di parola, e andiamo a sentire invece Nicoletta Minato, che è la responsabile della segreteria dell'Union Bremas, che ci spiega la storia di questa società. Nicoletta, per l'ufficialità della presidenza aspettiamo un attimo, però sei un responsabile, insomma, quello che organizza un po' tutto, quindi un bel colpo d'occhio e una bella soddisfazione, immagino. La soddisfazione è grande, c'è tanto lavoro dietro, abbiamo, oltre a tutti i nostri atleti, tantissimi dirigenti volontari che sono genitori e anche no appassionati dello sport, che ci danno una mano per realizzare tutto quelli che sono i nostri progetti sportivi e progetti anche sociali. E noi facciamo delle raccolte di piccoli fondi che poi devolviamo a un'associazione per la sindrome di Pitt-Hawkins. E abbiamo una squadra che siamo stati i primi nel Veneto ad averla di sitting volley. Adesso faremo anche un campionato giovanile sempre con il sitting e c'è tanto lavoro. C'è tanto lavoro, ma anche tanta soddisfazione. Sì, quelle sono tante, sì. Basta solo guardare le ragazze, quindi... Stavo per dirtelo io, basta girarsi e vedere queste ragazzine e riempie il cuore lo stesso. Tanto sì, sia a livello sportivo che proprio anche affettivo, che sono tutte ragazze molto brave, molto dolci, che si impegnano tanto. Abbiamo finito da poco un torneo e sono state veramente fantastiche. Questa Nicoletta, appunto, segretaria, come giustamente ci dice, responsabile della segreteria appunto dell'Union Bremas. In bocca al lupo, buon lavoro, domani continueremo questa nostra passeggiata in quel di Macerata e dintorni. Adesso ci trasferiamo sul rugby, perché i leoni del Benetton si stanno allenando in queste settimane, sono allenamenti particolarmente duri e particolarmente selettivi, visto che sono pochi in casa Benetton ad allenarsi, visto che si ritornerà in campo soltanto tra una quindicina di giorni. Ci sono stati i rinnovi che hanno tenuto la massima attenzione in questo momento, con Hayward, Monti Ioane, Sebastian Negri, Marco Lazzaroni, Faiva, che abbiamo visto ieri, e oggi andiamo a scoprire un altro che ha rinnovato e allungato fino al 2022 ed è Thomas Baravalle. Guardiamo il filmato. Queste le belle immagini per Thomas Baravalle, che quindi ha allungato il suo contratto 2022 insieme a Faiva, e in questi giorni, saremo più precisi poi con i nostri servizi, ci arriveranno anche, o arriverà almeno un giocatore, una delle novità per la prossima stagione di casa Benetton. Ieri intanto alla Ghirada, breve pit stop, chiamiamolo così, per la nazionale azzurra femminile che si è allenata sui campi dell'impianto sportivo trevigiano. Baratin, eccola, unica trevigiana del gruppo a guidare la nazionale, che ha sconfitto, lo ricordiamo, la settimana scorsa il Galles, e ora parte per la Francia, dove a Limoges giocherà sabato con le transalpine.
Andiamo a parlare di calcio, finalmente lo facciamo dopo la panoramica sulla Serie A, andiamo subito a vedere la Serie D perché il Montebelluna del nuovo tecnico Lele Pasa ha pareggiato a Chions per 1-1 domenica scorsa e ha chiesto un giocatore, aveva chiesto un terzino, aveva chiesto un difensore e allora il DS Marco Conte porta a casa per rinforzare la rosa Marco Martin, terzino con esperienza anche di squadre di più alta categoria. Per quanto riguarda invece il girone B dell'eccellenza, che è il campionato che seguiamo più da vicino anche questa settimana, ricordo che su venetoglobe.com e su streamingsport.com trovate la diretta, trovate il commento e la partita che ha visto l'Istrana battere a Pieve di Soligo l'Eclisse Careni Pivegina. E allora andiamo a parlare invece di Portogruaro, un Portogruaro che in casa ha vinto per 1-0 contro lo Spinea. Sentiamo il tecnico dei Granata, Giovanni Soncin. Alla fine quel che conta sono i 3 punti. Ma sicuramente i 3 punti sono pesanti, 3 punti che ci volevano dopo aver buttato all'aria l'occasione settimana scorsa. E lo sapevamo tutti, questa squadra ha messo in difficoltà tutte le squadre di alta classifica, a parte l'andata del Portogruaro dove c'è stata la goleada, e ha fatto anche diversi punti. Sapevamo della loro forza, del loro giocano bene la palla, si fanno vedere, non hanno paura e sono venuti qua a fare una partita, hanno fatto un'ottima gara, noi abbiamo sofferto, però oggi mi è piaciuto l'atteggiamento. Sicuramente si può e si deve far meglio, però non abbiamo mollato, in qualche occasione siamo stati un po' bravi, a volte un pizzico fortunati, però come ha detto lei potevamo anche in contropiede chiudere la gara. E le immagini arrivavano dallo stadio Mecchia, appunto, di Portogruaro. Vi ricordo che queste immagini, l'intervista completa e altro troverete sulla nostra puntata, la quinta se non erro, di Dilettanti a tutto campo, condotta dal collega Riccardo Bonvicini. L'appuntamento è su venetoglobe.com e sul nostro canale sportivo streamingsport.com, sempre Facebook e YouTube. Ci trovate dappertutto, potete vedere questa puntata. Chiudiamo ricordando che il basket, la Serie A2 femminile, ieri sera è andata in campo con il turno infrasettimanale. Il Ponzano è tornato in campo a San Martino di Lupari per il derby contro le Lupe, che si sono dimostrate troppo forti, le padovane, che hanno dilagato e hanno vinto nettamente per 73-57. È tutto per il momento, ci fermiamo qui, vi diamo appuntamento a domani.